Di nuovo in studio per andare a Carbonera e raccontarvi di un atto di crudeltà nei confronti degli animali. Siamo stati via un po' di giorni, lunedì sera rientriamo, come sempre passiamo prima di qua prima di andare a casa e uno dei pesci, quello più grosso, non c'è più. Questa signora è proprietaria di una casa a Carbonera che sta ristrutturando e da 13 anni possiede 2 carpe in ottima salute nel laghetto di casa, ma lo scorso fine settimana una di queste carpe, l'esemplare maschio, è stato portato via da anonimi. Vediamo che il giardino, la lampada vicino al laghetto è stata rotta, probabilmente con delle pietre. Vediamo pietre dentro al laghetto, c'è la femmina e il maschio non c'è. La signora inoltre ha messo un post su Facebook chiedendo se qualcuno avesse visto movimenti anonimi nel fine settimana nella zona. Mi arriva una segnalazione di un signore che andando al, credo si chiami Parco Rul, e anche la fotografia di questo pesce, questa carpa koi rossa buttata lì. Subito non ho avuto il coraggio di andare. Ci sono andata il giorno dopo ed era la mia carpa. La rabbia è tanta per l'inciviltà e per il maltrattamento della carpa a cui la signora era molto affezionata e in merito a questi atti vandalici si è espressa anche il sindaco della città, disposta a levare alcune panchine in paese per evitare assembramenti fra gruppetti di giovani. C'è appunto una presunzione perché nella zona comunque girano appunto questi ragazzini durante il giorno e anche della notte. Ecco. A questi ragazzi faccio un appello più che altro di cercare di aver cura delle cose degli altri, quindi va bene trovarsi nei parchetti, va bene appunto stare con gli amici, però cercare rimanendo sempre nell'ambito del rispetto degli altri. Così dunque il sindaco di Carbonera, ma ritorniamo in quella Treviso che vi abbiamo raccontato, affollata in questa terza domenica di ottobre. In scena anche la grande storia. Io oggi rappresento un soldato del 1500 tedesco, quindi un lanzichenecco, e nel suo abbigliamento tipico, più o meno, che comunque varia in base ai gusti di ognuno. A ciascuno la sua epoca, il suo abito e la sua passione. Questo è il senso di Epocando, la manifestazione che ha animato il bastione di San Marco. 3 giorni di costumi e tanti cimeli per rievocare i fasti, ma soprattutto le fatiche delle generazioni passate. Oggi rappresentiamo la Prima Guerra Mondiale, un reparto della difesa territoriale nella Prima Guerra Mondiale. Erano reparti anziani, con famiglia, con figli che non venivano mandati in prima linea, ma facevano guardia nelle retrovie, ai depositi, ai magazzini, alle polveriere, ai ponti ferroviari, alle strade. Una storia, tante storie come quella di Tiziano Simeoni all'insegna della memoria. E sabato sera mi hanno praticamente decorato con la Croce Nera. Il presidente nazionale della Croce Nera d'Austria mi ha premiato per la mia volontariato con contatti tra l'Austria e l'Italia su queste cose dei caduti. Tra le testimonianze d'epoca un'immagine su tutte. Questa è una foto originale del sacrario da Grappa quando era fino al 1925-28 sotto in galleria. Dopo nel 32-34 è stato fatto l'attuale sacrario. Dalla Prima Guerra Mondiale alla Serenissima, nella Domenica Trevigiana il passo è davvero breve. Noi siamo gli Scherani e rappresentiamo un accampamento militare al Saldo della Repubblica di Venezia a cavallo fra la fine del 1400 e l'inizio del 1500. Che alla fine la rievocazione è una continua ricerca, non nasce soltanto sul piacere di un qualcosa e quindi c'è tanto studio dietro questo nostro gruppo. Trascinato dall'entusiasmo della mamma anche il piccolo Leonardo. Sì, mi piace molto perché facciamo spettacoli e tanta pratica. E conosci un sacco di storie anche poi. Sì. Beh, di solito a casa prendo un libro dei Cavalieri e leggo qualche pagina. Ma ogni epoca ha anche la sua musica e i suoi strumenti e qui il fascino resta immutato sulle note del tempo.
Questo dunque il nostro racconto di giornata. Vi ricordo che a Conegliano le urne sono ancora aperte per il ballottaggio fino alle 23, domani dalle 7 alle 15, e c'è un primo dato che vi ho riportato prima, quello dell'affluenza alle ore 19, è del 29% rispetto al 34,6% di 2 settimane fa, quindi un calo vistoso del 5%. In termini assoluti possiamo dire che si sono recati alle urne nella giornata di oggi fino alle 19 circa 9.000 coneglianesi, ma vi racconteremo tutto domani a partire dalle 14.30 dopo la prima edizione, con una lunga diretta elettorale, collegamenti dal territorio, ospiti in studio con Nicola Zanetti e tanto altro. Per noi è tutto, non ci sono particolari aggiornamenti da Treviso, vi lascio alle previsioni del tempo, buona domenica. Società Agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana delinea uno scenario decisamente tranquillo, con tempo stabile e clima gradevole. Il dettaglio di lunedì 18 ottobre. Sul Veneto fino al primo mattino potremo avere foschie e locali nebbie in pianura, ma saranno in rapido dissolvimento. Sarà soleggiato dappertutto con il passare delle ore e con cielo sereno o al massimo con locali passaggi di velature. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime tra i 16 e i 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, non cambia lo scenario con tanto sole dappertutto e cielo poco nuvoloso. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime sui 19 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, il cielo si presenterà sereno in mattinata, qualche addensamento al pomeriggio, ma del tutto innocuo. Temperature minime intorno ai 7-8 gradi, massime sui 20-21 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Società Agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.